io oggi non vorrei tanto parlarvi di come sta andando la lotta del Nodo al Molino, eccetera, che saprete tutti che è un momento difficile, i lavori sono iniziati, si sta tentando di opporsi, ma siamo di fronte a una criminalizzazione del movimento, eccetera. Però quello che credo rientri oggi nel dibattito di oggi, più che questo, è la costruzione collettiva, diciamo, che a Vicenza, ma in altri territori si è data da 2 anni a questa parte. Una costruzione che noi abbiamo spesso anche chiamato come altro comune, che è un concetto che è nato così quasi per caso, per mettersi in contrapposizione a quella che era la giunta comunale di centrodestra che appoggiava la costruzione di questa base, ma che poi nei mesi, magari perdendosi in rivoli classici per alcune settimane, per del tempo, però nei mesi è diventata anche una costruzione collettiva, un far politica insieme in modo diverso. Mi colpiva prima, ci raccontava Andrea, che è una delle persone che viene al presidio, che raccontava proprio ieri, parlando di una persona originaria di Napoli che da 20 anni vive a Vicenza, gli diceva: da quando sono al presidio io mi sento vicentino, che significa non semplicemente sentirsi legato ad un territorio che si vive, ma significa anche sentirsi parte di una comunità, e credo che questa poi sia la sfida più grande che oggi noi abbiamo di fronte, cioè non tanto o semplicemente bloccare la TAV piuttosto che la base militare, piuttosto che la discarica, ma proprio quello di costruire nuove pratiche comunitarie. E questo, guardate, senza grandi ricette eccetera, ma partendo da quello che ci lega. L'esperienza vicentina è questo, è essere partiti da un'opposizione che legava persone dell'estrazione sociale le più diverse, di convinzioni politiche a volte anche contrastanti, perché all'interno del presidio permanente convivono persone che arrivano dalla tradizione comunista, persone che hanno avuto anni di militanza nel mondo leghista, eccetera, ma partendo da punti così lontani, saper mettere in discussione una parte di sé e saper iniziare a costruire un qualcosa d'altro. 2 anni dopo che è nato il presidio permanente, all'interno di questo spazio nasce un gruppo d'acquisto solidale tra persone che magari prima non avevano la minima idea di cosa potesse essere rifiutare l'hamburger di McDonald's e invece andare nell'azienda agricola vicino a casa per comprare la carne piuttosto che altri prodotti. Perché è possibile questo? È possibile perché un insieme di persone, una collettività si è messa in moto su una questione che sentiva importante per sé, ma questo non capita solo a Vicenza, capita ormai in quasi ogni valle, capita in ogni regione, sono centinaia, io credo, i comitati che in tutta Italia si mobilitano per difendere il proprio territorio, quello che considerano la propria casa, come da opere devastanti. E quindi questo per dire che non è che c'è Vicenza, c'è Chiaiano, c'è la Val Suda, cioè ovunque si vada poi si ritrovano questi stessi percorsi, queste stesse forme di partecipazione nascere. Partendo da un presupposto però che è fondamentale e che mette in discussione ognuno di noi, ovvero il tentare di rifuggire dalla delega come strumento di azione politica. Questa è una cosa che noi abbiamo costruito non senza contraddizioni evidentemente, perché rifiutare, decidere di non utilizzare la delega come strumento di partecipazione ma anche di costruzione delle pratiche di mobilitazione significa rendere il tutto più difficile, significa il doversi confrontare magari per una settimana intera tutte le sere per decidere un'iniziativa, ma significa anche rendere ognuno partecipe di quello che sta facendo, e questo forse è il motivo per cui dopo 2 anni a Vicenza, dopo 15-20 anni in Val di Susa, dopo tanti mesi a Chiaiano, le persone sono ancora lì, sono ancora sotto i tendoni del presidio, che continuano a mobilitarsi, che continuano a costruire a sentir comune. Ovvero è difficile sicuramente anche spiegare all'esterno quello che poi noi stiamo vivendo, perché è un qualcosa che o si vive sulla propria pelle, ovvero si sente ogni giorno, perché poi è fatto anche di cose molto esterne alla politica, no? Come i rapporti umani, oppure si fa fatica a comprendere. Però questo ragionamento, questo dire
partiamo dalla partecipazione diretta per costruire comunità che costruiscono altre pratiche, altre forme di economia, eccetera, è uno, credo, dei punti cardine per capire quale direzione prendere per provare a sperimentare un futuro diverso. E questo chiaramente mette in discussione noi, ma mette in discussione anche tutte quelle realtà, quelle organizzazioni, quelle associazioni che magari condividono i temi o sostengono i temi sulla quale tanta gente si mobilita, ma che non sono ancora capaci di o non vedono ancora modo di intercettare questa voglia di partecipare, intercettare queste nuove pratiche di democrazia, eccetera. Mi riferisco ai partiti, ma mi riferisco anche al mondo del sindacato. Com'è possibile che se all'esterno tanta gente inizia a costruire comitati, forme di partecipazione diretta che pongono non solo il lavoro, ma la vita quotidiana come essenza del proprio agire, le organizzazioni che dovrebbero rappresentare o che dovrebbero sostenere queste forme di mobilitazione non sono in grado di mettersi in discussione, di chiedersi come si superano anche i propri schemi organizzativi per dare spazio, per dare aria a questa voglia di mobilitazione. E poi, ultimo tema, uscire dai campi prestabiliti, cioè evitare di voler avere un tema prioritario che tra virgolette schiaccia tutti gli altri. Non mi ricordo chi stamattina diceva che è la nostra vita stessa ad essere oggi oggetto in un certo senso di mobilitazione. Ecco, questo significa che non è più soltanto il lavoro, piuttosto che soltanto l'istruzione, piuttosto che soltanto altro a costituire il nostro campo di mobilitazione, ma deve essere il nostro vivere interamente nel proprio territorio. E anche qui io credo che ci sono delle contraddizioni sulle quali bisogna iniziare a ragionare seriamente. In Val di Susa, piuttosto che, lo dicevo un attimo fa, in Val Sugana, ma anche a Vicenza, opere che sono nocive per la vita collettiva in alcuni casi vengono sostenute perché producono lavoro, perché creano posti di lavoro o perché bisogna tutelare il mondo del lavoro. Noi siamo in grado di aprire un ragionamento su come si inserisce il tema del lavoro all'interno di un tema più generale della qualità della vita che affrontiamo, oppure continuiamo a vivere su binari unici per cui una cosa va difesa ad oltranza anche quando è evidente, ed è il caso della TAV o della base militare, che va non solo contro la volontà e la vita di gran parte delle persone che abitano in quei territori, ma anche dei lavoratori stessi che spesso vengono poi, che magari quei territori li vivono o comunque vengono posti in situazioni di pericolo. Per cui, per chiudere un po', io credo che questo sia un periodo dalle mille domande. Nessuno di noi ha idea di come possiamo uscire da questa fase, ma credo che ognuno di noi ha la possibilità nei propri luoghi di vita, nei propri luoghi di lavoro, di provare a sperimentare. Non credo, come qualcuno diceva stamattina, che sia necessario oggi costruire una rete piuttosto che un coordinamento, piuttosto che un comitato che sappia raggruppare tutte queste realtà. Non lo credo, perché questo metterebbe in discussione il primo punto su cui si fondano questo tipo di mobilitazioni, che è la partecipazione diretta. L'esperienza del patto di mutuo soccorso è significativa a questo proposito, è importantissima come rete di solidarietà, come rete di scambio di esperienze, eccetera, ma non è mai riuscita, e io credo che sia un bene, a trovare forme di sintesi nazionali. Perché non è mai riuscita? Perché si pone il problema di rispettare la partecipazione del territorio delle singole persone, perché si pone il problema di non costruire strumenti politici fondati sulla delega. Io credo che questo sia il tempo per fare queste cose, per ripartire dalle nostre città, dai nostri borghi, dalle nostre valli e provare a ricostruire lì un minimo di comunità che sappia poi anche, grazie alle relazioni umane, grazie a questo tipo di opposizione, costruire nuove forme di vita quotidiana.